32 opere in gesso, marmo, legno, bronzo e pietra, con soggetti che vanno da Giovanni Paolo II ai cavalli, dalla Luna alla Madonna. Questi sono gli elementi essenziali della mostra L'Albero, il cavallo e la roccia, i miei fratelli dell'anima, inaugurata presso la sede del Consiglio regionale del Veneto a Venezia. Sono opere di Peter Novak, artista boemo di fama internazionale, scultore legato al Veneto e all'Italia da peregrinazioni umane e da lunghe amicizie artistiche. Peter Novak è una persona squisita, di una grandissima semplicità. Se tu lo incontri non ti sembra che sia un artista, uno scultore, una persona normalissima e di una grande umanità. Umanità che riesce a esprimere nelle sue sculture, sia nella scultura del legno, nella scultura della pietra, ma soprattutto nel dar forma alla sua grande forza d'animo attraverso le raffigurazioni in bronzo dei cavalli. Effettivamente è una persona eccezionale. Nato il 4 maggio del 57 a Jaromír, piccola città della Boemia orientale, da genitori amanti dell'arte, Novak lavora oggi in Italia, Austria, Germania e Francia. Delle sue opere, Mario Guderzo, curatore della mostra e direttore della Gipsoteca Canova di Possagno, dice che è a noi che si rivolgono, facendo sì che le sue sculture si confrontino con chi osserva, diventando rappresentazioni parlanti che esprimono una poetica ricca di interrogativi, ma nella quale il senso della realtà permane. Da sempre lui frequenta il nostro territorio, il nostro Veneto, fin da giovane, si è così attaccato al nostro mondo, alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Io credo che lui abbia ricavato qualcosa anche dalla nostra terra, perché nelle sue sculture si esprime la stessa potenza e la stessa forza che noi troviamo nei cavalli del Mürer, nelle sculture del Mürer, sì che credo che la stessa matrice sia anche in lui. I soggetti in mostra a Venezia sono personaggi della storia e della spiritualità, oppure momenti di umanità e sentimento, ma anche immagini della natura e del cosmo, istanti che Novak esprime nella materia grezza grazie alla sapienza del suo tratto di scultore. Con questa mostra continuano anche i rapporti tra il Consiglio regionale del Veneto e la Repubblica Ceca. È il secondo artista che approda qui a Ferrofini. Il primo è stato Stefan Zavrel, che ha diciamo, fondato la scuola dell'illustrazione per infanzia di Sarmede, che giunge quest'anno alla 32esima edizione, che noi ospiteremo qui nuovamente, e che è innamorato appunto anche lui del Veneto, è sepolto a Sarmede, e con questa mostra diamo continuità a quanto abbiamo iniziato con Zavrel qui nel 2012. La mostra di Peter Novak resterà aperta a Palazzo Ferrofini sino al 10 dicembre e poi si trasferirà alla Gipsoteca di Possagno.